Dal 2017 l'associazione Mare Amico denuncia l'erosione costiera che sta già divorando la spiaggia di Reclea Minoa. Negli ultimi anni sono spariti oltre 200 metri di spiaggia dorata e più di 70 metri di boschetto. Dopo la nostra segnalazione, il governo Musumeci ha stanziato 4 milioni di euro, ha realizzato il progetto consistente nel posizionamento di 3 pennelli subottagonali alla linea di costa e al ripascimento artificiale della spiaggia mediante l'utilizzo della sabbia del vicino porticciolo turistico di Siculiana Marina, anche se Mare Amico avrebbe preferito il posizionamento delle meno impattanti barriere soffolte. Nel 2019 in pompa magna viene annunciato l'imminente inizio dei lavori. Siamo nel 2022 e i lavori non sono ancora iniziati e la mareggiata di scirocco di qualche giorno fa ha inghiottito una nuova fascia di boschetto. Decine e decine di alberi sono venuti giù come dei birilli. Dicono che tutto sia pronto da mesi, invece l'elefantiaca burocrazia degli uffici regionali continua a bloccare tutto e a chiedere ancora permessi su permessi, alcuni francamente ridicoli. Mare Amico intende quindi chiedere conto e ragione agli uffici regionali per questa loro inefficienza. Non è possibile ancora assistere al silenzio di questa lenta agonia di una delle più belle spiagge della Sicilia, come si vede dalle immagini. È incredibile come un progetto pronto da anni non possa essere realizzato per colpa di pastoie burocratiche e quindi salvare la spiaggia di Reclea Minoa aggredita dall'erosione costiera. Oggi l'ultimo impedimento è rappresentato dal ritrovamento di una barca di nessun valore storico che ne impedisce la realizzazione di questo progetto che a Mare Amico non piace perché è incredibile come nel 2022 si realizzino ancora delle barriere subortogonali invece di barriere soffolte che avrebbero un bassissimo impatto ambientale.